Tante le iniziative in occasione del Santo Natale, tra queste quella dell'inaugurazione della 10ª edizione del Presepe Vivente di Montaperto. Il suggestivo Borgo Agrigentino ha aperto le porte per fare un vero e proprio viaggio nella Betlemme biblica, per assaporare la vera atmosfera del Natale, con le sue musiche, le sue parole, la grotta della Natività, i gusti gastronomici della tradizione contadina siciliana e tanto altro da scoprire lungo il percorso che anche quest'anno non finirà di meravigliare grandi e piccini. Abbiamo già avuto 2 giornate dedicate ai bambini, come sempre facciamo. Quest'anno è stato da record perché in un giorno abbiamo avuto 1150 bambini. L'anno scorso avevamo battuto il record con 950, più di 200 bambini in una giornata. Ci sono veramente tantissime richieste, questo ci ripaga di tanta fatica, che poi non è una fatica, è un gran piacere, anche se in realtà 2 mesi e mezzo nel periodo dall'autunno all'inizio dell'inverno è tanto per preparare questo presepe. E in via Atenea un gruppo di musicisti agrigentini hanno voluto allietare la gente con canti, balli natalizi e un flash mob. Tra gli organizzatori gli artisti Lello Casesa, Giovanni Moscato, Cristian Vassallo, Peppe Sciortino, che ha visto la partecipazione spontanea di una 50ina di musicisti agrigentini che gratuitamente si sono esibiti. L'evento è stato molto seguito da chi si trovava giorno 23 pomeriggio nei pressi della chiesa di San Giuseppe. Possiamo fare qualcosa di questo, così allietiamo un po' questi amici. Fatelo, va bene. Grazie Scrooge. Sì, prego. La notte di Natali, che nasce lo bambineggio, che nasce in mezzo la paglia, tra l'uovo e l'asineggio, che nasce in mezzo la paglia, tra l'uovo e l'asineggio. La ninna nanna ti voglio cantare, la ninna nanna ti voglio cantare, la ninna nanna mio caro bambino, la ninna nanna ti voglio cantare, la ninna nanna mio caro bambino, la ninna nanna ti voglio cantare. E intanto ad Aragona, nell'ambito delle manifestazioni natalizie, è stato inaugurato il Presepe Meccanico, sito nel rione Mercede. L'iniziativa è inserita nel ricco cartellone delle manifestazioni natalizie che il Comune, insieme alla Proloco, hanno organizzato, tra questi mercatini di Natale con intrattenimenti artistici nelle varie piazze del paese e quelli relativi all'artigianato, i concerti di Natale diretti dal maestro Ignazio Messina, previsto anche un flash mob per giorno 31 dopo la mezzanotte in piazza Scifo. E per la giornata della Befana, sempre in piazza Scifo, la Befana del villaggio con la prevista estrazione finale della lotteria.